Nonostante il Covid-19 che ci impone di restare a casa, Vincenzo Vella, responsabile dell'AIDO, associazione che si occupa di donazione organi, si affida ai social per la sua campagna verso tale scopo. L'AIDO è un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. La donazione si può fare anche da casa, con il tablet o il cellulare. Donare gli organi è importante per salvare altre vite umane. Il progetto è curato dal Ministero della Salute e prende il nome di Diamo il meglio di noi. Salve amici, oggi vi parlerò di un importante progetto curato dal Ministero della Salute. Il progetto si chiama Diamo il meglio di noi, quindi noi ormai, è inutile parlarne, siamo abituati a dare il meglio di noi, quindi continuiamo a farlo perché questo progetto aiuta anch'esso a salvare le vite. Stiamo parlando della donazione degli organi. Ecco come poterlo fare, visto che è tutto chiuso e siamo a casa, un modo semplice per farlo anche da casa. Guardate, io mi sto valendo del mio tablet, voi fatelo col telefonino, col PC, fate quello che volete, purché andate su Google, ecco, scrivete diamo il meglio di noi.it, si apre la pagina home, eccolo qua, vedete? Trovate qui in mezzo blu, vedete, scaricate il tesserino PDF, cliccate e si apre la pagina. Vedete, diamo il meglio di noi. Di sotto vedete il tesserino, io per farla più veloce, ecco, l'ho già ritagliato. Vedete, con la luce non lo vedete bene, però come potete notare basta segnare nome e cognome, codice fiscale e naturalmente fare la sigla sul sì e poi filmarlo e tenerlo nel portafoglio. Penso che sia stato utile, fatelo e diamo finalmente anche questa parte di noi, diamo il meglio di noi e penso di essere fieri di questo messaggio che vi ho dato, bene, essere io fiero del messaggio che vi ho dato, poi dovete solo accettarlo. A presto!